14 km per buona parte in trincea, percorribili in 8 minuti al posto della mezz'ora canonica, per un costo complessivo di 145 milioni di euro, esclusi gli espropri. E ancora quasi 2,5 km di barriere antirumore in vetro e oltre 3 in calcestruzzo, 4 le gallerie, 19 le vasche di laminazione. Questi i numeri del nuovo tratto di Pedemontana Veneta tra il casello di Montebelluna e quello di Spresiano Villorba. L'inaugurazione a poco più di un anno da quella del segmento centrale tra Bassano e Montebelluna. Oggi di fatto apriamo 80 dei 94 km, che significa dar vita all'85% del tracciato, ma soprattutto diciamo che per fine anno, per quel che riguarda noi, è conclusa. Quindi significa casello su A27, innesto su A27 e arrivare fino a Montecchio. Dopodiché l'innesto sulla 4 a Montecchio non dipende da noi, perché è la Padova-Brescia che dovrà realizzarlo, ma insomma è avanti quei lavori, speriamo che arrivi nel 2023. La Pedemontana Veneta ora è percorribile in 50 minuti da Breganze nel Vicentino a Spresiano per l'appunto. Intorno c'è un bacino di 330.000 abitanti e 35.000 aziende nel raggio di 10 minuti dai caselli. Uno studio recente certifica il valore aggiunto in termini di PIL, il prodotto interno lordo. E lo ha fatto aumentare di 1,7 punti sui 180 miliardi di PIL del Veneto durante i cantieri, e a regime, quando sarà aperta tutta, avrà 1,5 punti di PIL, vuol dire sui 2,5 miliardi, 2,7 miliardi all'anno di flussi economici a vantaggio del territorio. Resta il nodo dei pedaggi che, dice Zaia, sarà affrontato a opera conclusa. Il nuovo tratto costa all'utente 2,50 euro. È ragionevole pensare a questo, a riduzioni e agevolazioni o abbonamenti, però noi dobbiamo completarla prima l'opera, perché non abbiamo neanche un'idea dei flussi di traffico. Sono flussi ipotizzati da 27.000 veicoli al giorno, però ricordiamoci anche che le tratte i tempi di percorrenza saranno di 2/3 ridotti, cioè vuol dire che un Treviso-Bassano sarà di 20-25 minuti, vuol dire che un Treviso-Montebelluna è dato cartografato a 8 minuti, il che vuol dire che consumeremo di meno gasolio e combustibile, perderemo meno tempo e saremo più sicuri. Per il viceministro alle infrastrutture Morelli, un ulteriore tassello in vista dei Giochi Olimpici, la Pedemontana Veneta attualmente è il più grande cantiere aperto in Italia. Questa infrastruttura chiaramente fa parte del grande menù infrastrutturale legato alle Olimpiadi. Ricordiamo che il Veneto, l'area dolomitica, cambierà volto grazie alle Olimpiadi del 2026. Cortina potrà essere un biglietto da visita del Veneto e dell'Italia per tutto il mondo.